Erano le 18 circa quando il trattore guidato da Simone Pacchiega di 26 anni si è rovesciato in un canale di irrigazione in località Dossetto a Caorle. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Portogruaro e Mestre che si sono trovati davanti il trattore completamente ribaltato in un corso piuttosto profondo e ampio. Insieme a loro anche i carabinieri. I pompieri, giunti da Mestre e Portogruaro con l'ausilio dei sommozzatori e dell'autogru, hanno sollevato il mezzo trovando il ragazzo al di sotto. Purtroppo però il medico del 118 ha dovuto constatare che era troppo tardi. Simone non ce l'ha fatta. Lavorava per Veneto Agricoltura e aveva militato nella squadra di calcio della Giussaghese. La polisportiva gli ha dedicato un ricordo. Hai iniziato a tirare i primi calci al pallone da noi. Ti abbiamo visto crescere fino a diventare un uomo, si legge. La disponibilità, il tuo darti al 200% per gli altri erano il tuo marchio di fabbrica, sempre il primo ad appoggiare ogni novità con l'entusiasmo dei ragazzi giovani, sempre una battuta per sdrammatizzare. Non ci sono parole, continuano, che possano alleviare il dolore che la tua famiglia sta provando. Quello che possiamo fare è stringerci attorno a loro e condividerne la sofferenza.